Un'ultima palla, un ultimo punto che per Vakif significa la conquista della Champions League, per l'Imoco, la fine di un ciclo che ha portato le Pantere di Conegliano sul tetto d'Italia ed Europa, conquistando 16 trofei in 10 anni, con la vittoria quest'anno del quinto scudetto, il quarto consecutivo. Una cavalcata che i tifosi giallo-blu speravano di chiudere con il successo europeo, ma Egonu e compagni si sono dovuti arrendere di fronte alla concretezza delle turche. Una gara combattuta, un inizio in salita per le ragazze di coach Santarelli sotto nei primi due set, ma le neocampionesse d'Italia non demordono e conquistano un terzo set che fa sperare che il sogno del grande slam sia ancora realizzabile. Ma alla fine le speranze di conquistare il quarto trofeo della stagione dopo campionato, Coppa Italia e Supercoppa si infrange contro la grinta di Vakif che si dimostra essere la bestia nera dell'Imoco. Della serata di Lubiana resterà la grande prova della pantera delle pantere Paola Egonu, che dà l'addio a Conegliano pronta a indossare nella prossima stagione proprio la maglia di Istanbul. Nonostante la delusione, i tifosi trevigiani salutano le giocatrici e mister Santarelli con un ultimo applauso a chiudere una stagione comunque indimenticabile e pronti ad iniziare un nuovo capitolo della storia dell'Imoco.